Oggi questa decisione della Lega di Serie B dà una fotografia alla quale oggi dobbiamo attenerci, e cioè che Venezia e Salernitana sono salve ad oggi. Vediamo nelle prossime ore cosa potrà succedere. Non si fida l'avvocato Daminato e d'altronde è difficile immaginare una questione più ingarbugliata di quella che ha determinato in queste ore convulse la nuova classifica di Serie B, in uno scenario di incertezza che non si gioca più sul campo ma nelle aule di giustizia sportiva e potrebbe riservare altre sorprese. In questa fase qua bisogna attendere, e bisogna essere prudenti, bisogna continuare a lavorare, perché finché non c'è una chiusura definitiva il profilo deve essere basso e assolutamente con l'orecchio vigile per quelle che potranno essere le situazioni che si verificano nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Palermo retrocesso in Serie C, a giocare i play-off a Verona ci va il Perugia, ma soprattutto niente più play-out tra Venezia e Salernitana, entrambe salve. Questo al momento il combinato delle decisioni del Tribunale Federale e della Lega di Serie B. Ma attenzione, il Palermo giocherà i tempi supplementari in appello e c'è anche l'incognita Foggia che mira a farsi ridurre i punti di penalizzazione rimettendo tutto in gioco. A questo punto si tratta solo di giocare la partita in questi 2 o 3 giorni per capire quali possono essere le iniziative che i legali del Palermo, i legali del Foggia intenderanno assumere. Ovviamente allo Stato noi siamo in attesa di capire quello che potrà succedere, ma non solamente il Venezia, ma un po' tutti gli sportivi, perché è chiaro che queste situazioni qua sono anche molto complicate e molto difficili da poter essere comprese, perché non ci si spiega come sia possibile che nel giro di 24 ore cambi la situazione dalla notte al giorno.